Sono stati 15 anni straordinari. Abbiamo costruito il primo partito del Veneto e d'Italia, e qui voglio spendere 2 parole. Alberto, noi siamo felici che tu ci guidi in questo processo, ma oggi il partito lo dobbiamo fare per davvero. Ho litigato con tutti nella mia vita, prima con Scajola, poi con Verdini, convinto com'ero che non servisse un partito, che dovesse essere un movimento elettorale da costruire, da raffazzonare in occasione delle elezioni, convinto che la leggerezza avrebbe compensato i tanti difetti di un partito pesante. Ma un partito qui ci vuole davvero, per qualche buon motivo. Primo, perché sennò quello spazio viene occupato da qualcun altro, e qualcun altro si chiama Lega Nord, e io non ho nessuna intenzione di regalare la rappresentanza politica a un altro partito, perché io sono nato con Forza Italia, sono confluito nel PDL e al PDL devo tutto, altro che altri partiti. Voglio una competizione leale e corretta, ma per Dio che ci sia la competizione. Voglio un partito leggero ma presente, un partito in cui si discuta, si dibatta e si decida. Uno spazio di libertà, con 2 consapevolezze. La prima, che un grande partito è per definizione pluralista. In tutti i sistemi bipartitici o bipolari in cui si confrontano 2 grandi partiti, in un partito stanno assieme realtà, fedi, convinzioni, valori anche molto diversi fra di loro. I laburisti che hanno al loro interno trotskisti ma anche liberali. I repubblicani americani in cui convive benissimo un tradizionalista cattolico ma anche Schwarzenegger, governatore della California. E la seconda consapevolezza è che dobbiamo essere orgogliosi di appartenere a un grande partito nazionale. Detto da me potrebbe stupire. Bene, io ho creduto che regionalizzare il partito fosse un vantaggio. Diciamocelo con sincerità. È più facile prendere voti. È più facile interpretare le istanze locali, provinciali, le questioni di piccolo cabotaggio. Ma è solo un grande partito nazionale che può offrire a una regione come il Veneto, che può offrire a noi la possibilità di utilizzare quello di cui abbiamo bisogno, che è l'Italia, che è l'Europa, che è il mondo. Solo un grande partito con collegamenti nazionali e internazionali può fare questo. Questo serve al Veneto. Sono stati 15 anni straordinari e ci apprestiamo ad affrontare la più tranquilla campagna elettorale della nostra storia. Ci sono 31 punti e mezzo di distacco fra noi e gli avversari. 31 punti e mezzo. Ve le ricordate le campagne? La prima contro Ettore Benzi, senza la Lega, vinta per 7 punti. La seconda, quando tutti ci davano perdenti contro Cacciari, sotto nei sondaggi di 22 punti, vinta con 17 punti di distacco. L'ultima, disastrosa dal punto di vista nazionale, quando solo 2 regioni si salvarono dall'ecatombe, con 8 punti di scarto contro un avversario al quale attribuire questo titolo è stato anche troppo. Oggi abbiamo 31,7 punti di distacco. Di chi è il merito di un così grande consenso? Toglietevi ogni illusione, di Berlusconi innanzitutto, al quale io voglio rivolgere un messaggio simpatico, di simpatia, di affetto, non politico una volta tanto, perché io credo che al mondo nessuno avrebbe potuto resistere a vicende personali e politiche di questa portata.
se qualcuno aveva qualche dubbio sull'eccezionalità di quella persona, credo che se la sia tolto solo con questo ragionamento. E io porto ancora, a lui io devo tutto, è evidente, tutto. E proprio in segno così di affetto e di amicizia porto questa cravatta, che sta male in televisione, frigge come dicono gli esperti, ma non me ne frega niente, perché questa cravatta è piena di zucche. È la cravatta che mi regalò Lorena quando Berlusconi disse quella famosa frase: ho preso delle zucche e le ho trasformate in parlamentari. Io sono uno di quelli, ed ecco qua la cravatta. È merito suo, quindi, tutto merito suo, ma anche, diciamocelo, dei nostri ministri, ai vertici della cosiddetta classifica, ai quali invece che un complimento, prendetelo con affetto, voglio fare una piccola critica. E so che da voi dipende che vi occupate dei destini del Paese, so che dovete occuparvi della sanità nazionale, del welfare, di tutti i dipendenti pubblici, però una festa dell'asparago in più, un'inaugurazione di qualche mostra, di qualche fiera del musso, per piacere, fatela. Un altro ministro fa solo quello